Il Partito Democratico trevigiano si ritrova per la festa di settembre, l'occasione per discutere di importanti temi, dall'ambiente al sociale alla sanità. Ci sono i vertici del partito provinciale, consiglieri comunali, ma anche alcuni rappresentanti della passata amministrazione, l'ex sindaco Giovanni Manildo e alcuni assessori della sua giunta. E a proposito di politica locale, i Dem fanno un bilancio di un anno di amministrazione targata a Mario Conte e le critiche non mancano. Quello che noi critichiamo soprattutto al sindaco è un grande immobilismo. Noi vediamo che i cittadini non vengono ascoltati, i lavori non vengono fatti, i quartieri sono dimenticati. La grande critica con cui si candidò Mario Conte era rimettere al centro i quartieri. Ad oggi non abbiamo visto un lavoro nei quartieri. Concetto ribadito poco dopo dal segretario del Partito Democratico di Treviso, Giovanni Zorzi, protagonista di un acceso botta e risposta con il sindaco Conte, ospite a 20:10. Sono preoccupato per il capoluogo perché con la precedente amministrazione, con Manildo, era chiaramente una città che cresceva, che attraeva risorse, energie, e adesso la vedo immobile, ma purtroppo è un segno distintivo delle amministrazioni leghiste, un'amministrazione che si contraddistingue per un pesante immobilismo che svuota di stimoli, di opportunità il territorio. Questo è purtroppo un limite che riconosciamo del governo leghista. A smentire non sarà il sindaco Conte, le parole secondo me leggermente farneticanti di Zorzi, anche perché forse non ha capito che stiamo parlando di Treviso, non so di che città stia parlando, ma i numeri dicono che Treviso sta crescendo in tutti i settori.